Il conto alla rovescia è partito, l'operazione switch off è ormai in rampa di lancio, è quella che prevede il passaggio dal sistema televisivo analogico a quello del digitale terrestre, una vera e propria rivoluzione che interessa le emittenti televisive locali. Tutto si svolgerà dall'11 giugno al 4 aprile. A spegnere per prime il segnale analogico saranno le isole minori, Ustica, Pantelleria, Linosa e Lampedusa, l'11 e il 12 giugno. Il 15 la volta di Messina e Isole Eolie, il 19 giugno le province di Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Il 21 e il 22 giugno sarà la volta di Agrigento e della provincia. A Palermo e provincia la data prevista è il 4 luglio. In Sicilia i canali messi a bando dal Ministero sono 18 per 126 emittenti, il numero più elevato rispetto alle altre regioni. 9 le emittenti televisive agrigentine interessate, c'è la nostra, Televideo Agrigento, ma anche Teleacras, Teleradio Sciacca, Radio Montecronio TV, TRS 98, Sicilia TV, Agrigento TV, TV Alfa, TV Europa e Teleradio Canicattì. 9 emittenti, 9 realtà diverse che da quasi un trentennio come la nostra, opera nel territorio agrigentino con professionalità e competenza. Per quanto concerne i criteri a base dell'elaborazione della graduatoria, a contare di più sono le zone di copertura e il capitale sociale. La nostra emittente, come altre, ha sottoscritto accordi con altre emittenti per ottenere un punteggio maggiore e avere quindi ulteriori chance. E per entrare nelle prime 18 la nostra emittente ha compiuto uno sforzo editoriale non indifferente in termini di investimenti di attrezzature e strutture tecniche per rendere migliore il segnale e allargare il nostro bacino di utenza. Il 21 giugno si spegne il segnale analogico e si accende il digitale terrestre. Uno sforzo grande per la nostra emittente, sia editoriale che tecnico. Qual è stato l'iter e qual è il processo per arrivare ad avere una delle 18 frequenze? Ma noi è da diversi mesi che lavoriamo sia tecnicamente che anche amministrativamente. Tecnicamente siamo già quasi pronti, mancano solo qualche piccola attrezzatura che è in procinto di arrivare. Amministrativamente abbiamo partecipato al bando che il Ministero ha emanato già qualche mese fa, abbiamo fatto il nostro patto d'intesa con altre emittenti della Sicilia, per cui tutti insieme stiamo concorrendo ad entrare nella graduatoria ed avere assegnato un posto utile tra queste 18 frequenze che verranno assegnate alle emittenti televisive diciamo della Sicilia. Noi insieme alle altre televisioni della Sicilia, questo interscambio di canali ci permetterà di avere una copertura regionale. Già siamo presenti a Monte Pellegrino da qualche anno grazie a una collaborazione con i colleghi di CTS Palermo, abbiamo già attivato una collaborazione sul digitale terrestre da Montelauro, siamo già presenti da qualche mese grazie appunto all'intesa fatta con Video Mediterraneo, dovremo essere presenti anche a Trapani e dovremo essere presenti anche a Messina, quindi siamo fiduciosi, insomma stiamo attendendo queste ore noi come d'altronde molti colleghi nella certezza e nella speranza insomma, che arrivi questa concessione digitale. D'altronde noi è 30 anni che siamo presenti nel territorio agrigentino, insomma, abbiamo una certa esperienza e speriamo di andare avanti.